Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Amiche e amici di 131, buon venerdì, ben ritrovati con Aperi Torres, il nostro appuntamento in salsa rossoblu dove andiamo ad analizzare quello che sarà il prossimo turno dei rossoblù di Alfonso Greco, della Torres di Alfonso Greco, e anche un po' a parlare di quello che è il momento, purtroppo in queste settimane, in questi mesi di Aperi Torres quasi mai felicissimo per la squadra sassarese, però la speranza è lì, sempre viva, e anche la gara contro il Bra ce lo ha ricordato, che al di là della sfortuna che c'è stata, al di là di un Vannissanna sempre in peggiori condizioni, però questa squadra è viva. Saluto subito Teresa, ciao Teresa, che ci saluta, saluto Mauro che ci saluta, che ci chiede già di mercato. Dammi tempo Mauro, ci arriviamo. Prima di parlare di mercato devo presentare il mercato a Sassari, ovvero l'uomo della cionfra. Ben ritrovato Andrea Olmeo. Ciao Roby, buonasera. Sì, l'uomo del mercato di Rugasino. Bravo. In quel senso lì. Adesso in pochi lo sanno, però lui ha anche avuto un box al mercato civico, vendeva frutta e verdura prima di lanciarsi nel mondo del giornalismo. Purtroppo ha scelto questa strada, però era bravo anche a fare il commerciante. Ciao Andre, come stai? Tutto bene, dopo questa presentazione non potrei stare meglio sicuramente, però dai, diciamo una settimana croccantina, frizzante, piena diciamo di notizie, ecco, in questo senso. Sì, e io vorrei partire con una notizia perché mi è arrivata qualche istante prima di entrare in diretta. Non l'abbiamo neanche scritto nel sito, però se ne è parlato, no, dopo Torres Bra, delle condizioni del Vannissanna complicate. Ne ha parlato anche Criscitiello, quindi il caso è diventato un po' nazionale, no? Il direttore di Sport Italia che ha raccontato di questo terreno di gioco ormai impraticabile. Noi siamo mesi, anzi anni mi verrebbe da dire, perché l'anno scorso la situazione non era così grave, però non era già felice, e probabilmente dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ci saranno i primi movimenti a livello politico per organizzare quello che sarà poi l'iter, sempre politico ovviamente, per la raccolta dei finanziamenti e sistemare il terreno del Vannissanna con un misto di sintetico e erba naturale. Per la prossima stagione dovrebbe bastare l'estate per fare i lavori. Magari la Torres dovrà chiedere di iniziare la prima in trasferta l'anno prossimo, con la speranza che sia sempre la Serie C ovviamente, però comunque c'è questo iter che si sta attivando. Chiaro che la politica è un iter lungo, l'abbiamo sempre detto, sono questioni di mesi, neanche di settimane, e la speranza è che si arrivino a fine campionato con la politica che quasi sta arrivando a mettere la quadra finale per riuscire a fare questi lavori finali al Vannissanna, al terreno di gioco, che sarebbero molto molto importanti. Saluto anche Tracadda. Siccome oggi è puntata bella ricca, perché c'è stato l'acquisto
ufficiale di Baldi che ha parlato in settimana, l'acquisto di Sorrentino che ha parlato oggi, ha parlato anche Greco. Insomma, sono tanti temi, c'è ancora il mercato aperto, ne hai scritto anche tu. Musso, mi si nota di più se resto, se vado via, cosa succederà, poi ne parleremo. Però voglio fare con te un punto, cioè tanti pareggi, un punto non a caso, visto che Esatto. sta raccogliendo sempre la Torres ogni settimana, però tanti pareggi, secondo te cosa lascia nella testa di questa squadra l'ultima gara interna contro il Bra? Cioè, metabolizzarla magari è stato anche difficile, no? Perché il rammarico è tanto, arriva la Ternana, una gara comunque che ti lascia tanto rammarico, perché io credo che la Torres potesse stare dove è lì la Ternana con un campionato diverso, se non anche più su. Secondo te cosa c'è nella testa di questa Torres? Difficilissimo da saperlo, però. Esatto. Diciamo che non sono psicologo, non so fare psicanalisi, però quando mi ha chiesto cosa ti lascia quel Però punto... sei uno che ascolta bene, soprattutto al bancone del bar, al tavolino del bar, sei ascoltato. Esatto, assolutamente. Sì, no, quello che quando mi ha chiesto cosa lascia il pareggio contro il Bra, ho subito aperto la classifica perché ti lascia 8 punti di distanza dal Livorno. Comunque, perché quella era una gara contro il Bra da vincere senza se e senza ma, però ti lascia questo e non è semplice neanche poi riuscire a ripartire, specie perché lo fai sul campo della Ternana, che comunque è in un momento di fiducia, però allo stesso tempo ti toglie, diciamo, da un punto di vista anche di sfortuna, perché parliamoci chiaro, la Torres non è stata sicuramente fortunata contro il Bra, anche perché basti vedere all'ultimo sul tiro di Bonin, De Santis praticamente l'ha tolta dalla porta, però allo stesso tempo ti lascia il rammarico del risultato, ma ti porta anche un po' di forze fresche, soprattutto sotto l'aspetto mentale, con l'arrivo di Baldi e Sorrentino, che possono, dei due reparti, ecco, in cui si faceva più fatica, ovvero attacco e difesa, e ti portano, diciamo, fiducia, ecco, per il futuro, anche un cambio di mentalità proprio si spera, ecco, in questo senso. Eh sì, l'hai detto bene, poi no, una Ternana che nelle ultime 6-7 ne ha perso solo una contro l'Ascoli in campionato, anche se poi non è andata bene l'avventura in Coppa Italia, però in generale è una Ternana sicuramente in fiducia nel periodo recente. Andre, siccome sono tanti temi, abbiamo anche più parlati, perché c'è quello di Alfonso Greco e quello poi anche di Daniele Sorrentino, nuovo arrivato in attacco. Io partirei ascoltandoci innanzitutto Greco. Così vediamo un po' quello che ha detto il mister, che ci ha raccontato ai nostri microfoni stamattina in conferenza stampa, e poi da lì andiamo un po' a snocciolare i vari temi, anche perché secondo me oggi Greco è importante sentirlo prima e non dopo di affrontare alcune tematiche. Andiamo ad ascoltarlo. Sì, partita importante, ormai lo saranno tutte da qua alla fine, come abbiamo detto, contro una squadra forte che si è maggiormente rafforzata anche con gli ultimi acquisti, una squadra che se non erro viene dalle ultime 6-7 partite di campionato, 6 vittorie, ha perso solo Ascoli, quindi è un momento positivo per loro. Niente, noi abbiamo l'obbligo e la necessità di dover pensare di fare punti contro chiunque e con qualsiasi campo. I due nuovi acquisti sono ragazzi che siamo convinti che possono darci un grosso contributo. Baldi si è calato benissimo, è un ragazzo disponibile, che si è calato molto bene nella squadra. Sorrentino è arrivato stamattina, ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sicuramente è disponibile per la partita perché ha sempre giocato, e poi le scelte si fanno. Io sono qui per prendere decisioni e per fare scelte, quindi quella che ritengo opportuna la faccio, a prescindere di chi sia. Se ci sarà, come ho detto altre volte, quel giocatore che ci alzerà il livello anche ancora in avanti, è possibile, insomma. Ecco, questa era la chiosa sul mercato, ovviamente, quest'ultima risposta. In avanti, quindi la Torres che cerca ancora una prima punta, e ormai è di tutti, ma io vorrei fare un passo indietro, cioè quando Greco parla di scelte difficili, perché è uno dei nostri temi di Apoli Torres, ma voglio anticiparlo leggermente, Andre,
per una semplice domanda, cioè secondo te peserà di più Musso come assenza o Giorico, visto che non ci saranno squalificati entrambi per la gara con la Ternana? Diciamo che è una bella domanda, però allo stesso tempo è anche molto semplice per me. Secondo me andrà a mancare di più Giorico, perché sotto l'aspetto dell'equilibrio tattico è un giocatore importante che con Greco, ecco, ha trovato nuova linfa, perché comunque Giorico da quando è arrivato Greco è decisamente più impattante, anche perché Musso, diciamocela tutta, è quello che ha fatto più gol, però allo stesso tempo nelle ultime gare sta faticando, non riesce magari a dare la possibilità alla squadra di salire. Poi, signori, abbiamo in panchina un certo Adama Diakité, cioè solitamente c'è in panchina Diakité, che in questo senso nei momenti di difficoltà è l'uomo a cui affidarsi sempre, ecco. E in questo senso secondo me l'assenza più pesante è quella di Giorico. Poi non so se anche tu sei sulla stessa lunghezza d'onda, oppure tu. Beh, la stessa domanda che ho fatto a Greco in conferenza stampa. Io ho messo l'accento proprio su Giorico, ma non perché sia più difficile magari anche a livello di carattere, di leadership, perché secondo me Giorico è un gradino sopra, no? A livello di leadership, di qualità, con la palla tra i piedi. Terni, a meno che non diluvi da qui fino a domenica in maniera incessante, è comunque un bello stadio, un bel campo e si gioca bene. Quindi secondo me Giorico proprio era una pedina che in una partita così ti serve tanto. Sono curioso di vedere quelle che saranno poi le alternative. Cioè, secondo me è più difficile paradossalmente sostituirlo proprio per gioco di questa Torres in questo momento. Siccome sono tanti temi e ci abbiamo ancora ad ascoltare il buon Sorrentino, direi di iniziare subito con i nostri 3 temi, come se fosse un tris di aperitivi in questa birretta del venerdì rosso-blu. Partiamo ovviamente dai nuovi innesti. Baldi ha giocato poco in Serie B quest'anno, 8 presenze, la più, diciamo, a livello di minutaggio larga, con 15 minuti, quindi comunque davvero, davvero poco, però arriva l'anno scorso, aveva giocato di più, arriva dalla Serie B, arriva dalla Juve Stabia, un giocatore che arriva in prestito secco, che di fatto non ti incide così tanto nel monte ingaggi, mentre l'uomo che vedete inquadrato, ovvero Daniele Sorrentino, arriva a titolo definitivo per un triennale, per lui firmato con la Torres, da non aspettarsi il centravanti con Sorrentino, perché Sorrentino va a prendere quasi il posto, se vogliamo, di Staritta. È uscito Staritta, doveva entrare un giocatore con quelle qualità. Sorrentino svaria tanto, una seconda punta che poi ha anche segnato, perché comunque in carriera ha avuto stagioni da 8, 9, 10 gol, considerando anche le coppe, però non è, diciamo, il Fischnaller per fare un nome, visto che tutti speravano il suo ritorno. È un giocatore da caratteristiche diverse, fa meno non riesce a fare il reparto magari da solo, è per questo che la Torre sta cercando anche un altro. Però ti dico, Sorrentino non ha giocato tantissimo, 20 presenze, a volte da titolare, a volte da subentrato, però nell'ultimo periodo spesso anche da titolare, 5 gol. Ti aspetti già domani di vederlo protagonista da subito, vista anche la squalifica di Musso? Sincero, no, secondo me non partirà. Ha fatto solo oggi esatto, come allenamento. Per questo motivo stavo dicendo, secondo me non partirà dall'inizio, magari si affiderà. Cioè, nel senso, a gara in corso secondo me lo sfrutterà, magari anche dipende da come si mette la gara, assolutamente, anche perché se la Torres va avanti ed è in vantaggio a Terni, comunque secondo me magari mettere Sorrentino, magari mi tengo più un Diakité che nei calci da fermo può essere utile, però secondo me se tutto va bene dovrebbe magari concedergli qualche minuto anche per iniziare a fargli sentire l'odore di squadra, ecco, durante la partita. Speriamo siano lavati a sto punto, durante la partita viene finito. Esatto. No, visto che l'hai preso in giro come tuo solito, andiamo ad ascoltarcelo, quello che ha detto stamattina al Vannissan. Di essere arrivato qui a Sassari. Sì, ho tantissima voglia di mettermi in gioco, di aiutare la società, i miei compagni, la città a raggiungere un obiettivo. Sono qua da poche ore, ma ho già visto un gruppo di ragazzi sano che sa cosa deve fare ogni giorno di allenamento, e questo penso che sia una grande forza. No, è stato facile.
è come hai detto tu, è per il progetto. Non mi sono lasciato ingannare dalla situazione che c'è attuale, perché basta leggere la rosa della squadra che ti viene subito voglia di venire a far parte di questa squadra, di metterti in gioco, nonostante quest'anno sia partito con delle difficoltà. Però penso che la squadra, la società abbia voglia e abbia tutti i mezzi per tirarsi fuori da questa situazione, che non è semplice, perché dobbiamo essere realisti. Però quello che mi ha spinto a venire qua è stato proprio il progetto, e basta pensare agli ultimi anni in cui ha sempre fatto bene. Penso che chiunque giocatore verrebbe alla Torres a giocare. No, come ruolo ti dico la verità, ho fatto sempre tutto davanti. Ho giocato in attacco 2, attacco 3, punta centrale, esterno. Penso che in questo momento ci sia bisogno proprio di... Qualsiasi ruolo ti metta il mister, tu devi dare il 100%, devi uscire da questa situazione. Poi una volta che sei fuori, che magari le acque si sono calmate un pochettino, allora magari puoi stare lì a dire no, io preferisco giocare di qui o dall'altra parte. Parole importanti, no? Soprattutto quelle sul Sì. progetto per Sorrentino, che ha un po' fatto capire quanto comunque, al di là di tutto, nonostante la stagione molto complicata, la Torres abbia ancora un certo appeal in alcuni profili della categoria, visto quanto ha fatto bene negli anni passati, e la speranza è che magari, io ti dico anche proprio in questi ultimi giorni, quasi ore di calciomercato, ci sia anche diciamo qualche giocatore che scontento nella piazza dove possa vedere in Sassari l'occasione di rilancio, anche perché non si è sentito nelle parole che ha detto, però ha detto una cosa importante secondo me Daniele stamattina, ovvero arrivando da fuori la mia volontà è quella di dare una ventata di freschezza. Sì. Perché c'è il rischio, no, che questa squadra pensi troppo alle sfortune, cosa non è andato bene. L'FVS credo che sia andato a favore della Torres forse una volta nel rigore, Esatto. no, decisivo contro il Campobasso, che comunque si è già giocato tanto campionato per aver avuto un episodio a favore. Ma penso che la media sia un po' quella in tutta la Serie C. Sì, perché le immagini che rimandano sono praticamente le puntate di Pollon. Non so se chi ha un po' di età si ricorda la mattina il Succhino e Pollon, ecco, più o meno la qualità è quella che vede l'arbitro, e infatti combina guai come Pollon. E detto questo, a parte le battute, sicuramente è una Torres che magari sai, ti incancrenisce una stagione così anche a livello umorale, e la speranza è che qualcuno porti anche fame, no? Che sia il Baldi di turno, che vuol dimostrare alla Juve Stabia di essere un giocatore anche che può essere protagonista, o per la sua carriera fuori da quello che sono i colori della Juve Stabia per il futuro, magari anche costruirsi già una rampa di lancio per la B, per la C, in base a quello che sarà. È uguale per Sorrentino, che deve tornare, o meglio è stato anche protagonista con la Cavese. 5 gol non sono pochi, come dice Manuel, infatti si è anche un po' divisa la piazza tra chi è felice che sia andato via e chi invece non è contento, e c'è molta curiosità sicuramente Sì. per valutarli. Andiamo con il nostro secondo tema, caro il mio Olmeo, che è un po' quello che abbiamo mezzo affrontato, no? Perché abbiamo detto di Giorico e Musso che non ci saranno, quanto peserà la loro assenza l'abbiamo affrontato. Ti chiedo come verranno sostituiti. In attacco è facile, giocherà Adama Diakité. A centrocampo come la schieriamo questa Torres? Centrocampo sono indeciso, perché comunque Liviera ha dato delle buone risposte proprio nell'ultima gara, ma allo stesso tempo Brentan in questo senso lo vedo un attimino più pronto, ecco, in questo senso, per giocare di fianco a Mastinu, anche perché a me Sala sinceramente piace molto come esterno, quindi in questo senso lo vedrei più giocatore da fascia piuttosto che centrale. Però diciamo che secondo me farà Mastinu, Brentan, Sala e Zecca, ecco, in questo senso, anche perché comunque ti serve un po' di corsa in più sulla fascia, perché comunque in questo senso anche per supportare, specie se magari darà fiducia a Baldi dal primo minuto, anche se non lo so, dubito, però in questo senso secondo me potrebbe essere utile avere più polmoni, ecco, in fascia. Sì, può essere. Ti dico, Baldi giocherà titolare?
Sai che ho il dubbio, perché Greco in sala stampa ha detto che l'ha visto pronto, l'ha visto motivato, si è calato bene nella parte. Da una parte ti dico di sì, perché comunque se stai nelle puntate precedenti, passami il termine, se parli di emergenza difensiva, se chiedi a più riprese un difensore, il difensore arriva comunque da una Serie B, comunque con già esperienza in Serie C, lo metti subito titolare, specie se giochi magari con un Zambataro adattato come braccetto, con un Unziatini adattato come braccetto, con Fabriani che nelle ultime uscite non è stato, specie contro la Pianese, brillante, quindi, per usare un eufemismo, quindi in questo senso ti direi di sì, per quanto per lo storytelling che ha fatto Greco sul difensore. Poi è braccetto destro, quindi no, la costruisci facile, Baldino, Antonelli e Nunziatini, e ovviamente poi magari ci smentirà Alfonso. In questo senso a te ti faccio il giochino inverso, perché parlando di scelte, in avanti cosa ti aspetti, ecco? Ma sai, non mi è piaciuto Lunghi, ma tutta la stagione in generale. Io credo, bisogna capire come sta Zecca. Perché se Zecca stesse bene, tu giochi Zecca, Zambataro, Sala, Brentan, addirittura puoi fare Mastino, Brentan e Sala, ok? Dietro Di Stefano e Diakite. Io giocherei con Di Stefano e Diakite. Privarmi di Zambataro è impossibile, ok? Mm-mm. Però pure Liviero, cioè ti devo dire, contro il Bra a me è piaciuto. E quindi o Zecca sta davvero a 3000, oppure io ho un pensierino di portare Sala al centro, ce lo metterei, poi tu mi dirai sì, però Sala sulla fascia in questo momento è un po' quello che ti spariglia tutto. Vero, però sai, se mi lancio con Baldi si è allenato con la squadra dalla ripresa, quindi ha fatto una settimana. È un segnale forte che dai alla squadra, vero, però è anche vero che la difesa è un'emergenza ormai da settimane, se arriva uno che può giocare in quel ruolo gioca, secondo me. Poi va capito come sta, è quello il problema, cioè questo comunque ha fatto 8 presenze in Serie B, poi si è sempre allenato, tutto quello che vuoi, però il ritmo partita è lontano, quindi se non sta bene potremmo rivedere la sua difesa magari vista contro il Bra, e allora Liviero Zecca te lo puoi anche permettere, ok, perché magari Zambataro gioca dietro. È una coperta in teoria larga perché c'hai più scelte, però in pratica corta perché non vuoi togliere gli uomini dove stanno rendendo di più come Sala dall'esterno. Non sarà facile, sono molto curioso di vedere quelle che saranno le scelte domenica di Alfonso Greco. C'è ancora un giorno e mezzo per pensarci. Infatti l'ho anche detto, saranno scelte difficili da compiere, non vorrei essere nei suoi panni, diciamo, in questo, sia per la situazione. Ma io sì, perché sta fisicamente sta da Dio, ma hai visto che addominalino che c'ha? Infatti oggi ho messo il maglioncino cammello in suo onore. Io anche ormai, tu, tra l'altro, stesso colore. È già la seconda puntata. Tutto a Peri Torres solo con questo maglioncino ormai, perché il mister ha detto che porta bene. Ci arrampichiamo a tutto. Sì, assolutamente. Terzo tema, che ovviamente è quello del mercato, lo hai affrontato già un po' tu. Di fatto i movimenti, salvo opportunità negli altri ruoli, però si concentreranno alla ricerca in questo bellissimo uomo che vedete alla nostra destra, ovvero Andrea Colombino, cercherà di prendere una prima punta di ruolo. Potrebbe in quel caso uscire Musso, perché l'ingresso di una nuova prima punta porterebbe all'uscita di Musso. Una sorta di anche bocciatura strana e particolare per un giocatore a cui l'attore è stato un triennale quest'estate, un Musso che non ha segnato tanto, però a livello di spirito mi sembra uno di quei pochi da poter criticare, da poter non criticare per la stagione, per come è andata. La tua, prima di andare al pronostico, visto che siamo tirati nei tempi? Ti dico, per impegno e applicazione, a Musso assolutamente non gli si può dire niente, perché ci fosse una statistica sui colpi che ha preso e sulle volte che ha fatto a sportellate, sarebbe secondo me tra i primi, ecco, in Serie C. Però in questo senso è vero che per salvarti devi segnare, per vincere devi segnare, e se hai comunque un attaccante che non segna, non totalmente per colpa sua, perché per segnare i palloni ti devono arrivare, non devi solo fare da sponda. In questo senso secondo me ci può stare, detto che comunque con l'arrivo di Sorrentino, che comunque uno non è un attaccante, una prima punta vera, ma è uno più da reparto, da collante, che opzionalmente può farti anche da prima punta, magari potrebbero cambiare le cose, però
non hai domenica prossima per provarlo perché Musso è squalificato e quindi di conseguenza ti cade un pochettino il castello e c'è da scegliere, ecco. Sì, davvero, da scegliere. Vedremo cosa sceglierà Andrea Colomino, se ci regala un colpo di coda importante in questo mercato di gennaio. Andre, pronostichino, il Sassarese Medio, gli amici del Sassarese Medio sono già lanciati, per loro sconfitta 2-0, ma la speranza è 1-0 Sala. Dimmi un po' come finisce. Io mi accodo al Sassarese Medio, però per il pronostico pazzo, nel Vittoria senso, Torres 0-1. esatto, secondo me 1-0-1 di Cortomuso della Torres, poi sul marcatore non mi lancio, come direbbe il buon greco, e come l'ha detto, per me può segnare anche Zaccagno, quindi nel senso l'importante è che si facciano i 3 punti, ecco, perché sì, è fondamentale. La tua invece? Perché non è che mandi solo a me sul pronostico. No, ma ci mancherebbe. Faccio la chiosa su Musso, che secondo me non è neanche una bocciatura tattica, è che proprio i soldi sono quelli. Quindi se esce uno, se entra uno, esce un altro. Ok, parliamoci chiaro. Perché secondo me questo è un puntino sulla I che va messo. Se no, assolutamente il discorso diventa aleatorio. Come finisce domani? Io confermo la pari gite 1-1, 2-2. Adama, secondo me, non ha mai segnato con la Ternana. È arrivato il momento di segnare il primo gol. Di Cortomusso è molto bella, tra l'altro, però non c'è domani. Esatto. Tra l'altro mi prendo anche i diritti di Cortomusso. Comunque, Sassarese Media adesso non è che... I ragazzi sono bravi ad ascoltare, ma hanno poca inventiva. Esatto. Li vogliamo benissimo, assolutamente, prima che ci facciano qualcosa contro, qualche memino, così, li vogliamo bene. Vabbè. Io ormai sono ogni volta che c'è una diretta qua poi diventa un meme sul canale 131, quindi ormai ci ho fatto il callo. Andre, siamo in chiusura, grazie di essere stato con me. Grazie a te Roby e grazie a chi ci ha seguito e ascoltato. Giuro che non l'avevo mai sentito. Sì, tutti così dicono. Dice che il Sassarese, mettimi il commento, se no sembra che sto parlando infatti non è vero, non l'ha commentato. Ragazzi, vi ricordo la Torres domenica pomeriggio contro la Ternana, grande sfida su 31, trovate tutto dalla live testuale alle pagelle alle parole post partita, ma se adesso finisce questa diretta, vi ascoltate la sigla e restate con noi, inizia anche la vigilia di Cagliari-Verona per chi vorrà restare con me e Francesco Aresu. Grazie ancora a tutti voi, buon venerdì, buona per i Torres, noi con il nostro appuntamento rossoblu ci vediamo settimana prossima. Buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.